Questo sassolino ha una storia, è stato a Zacchi, è stato a Fosine, lo porteremo su un'altra vetta. Mi sta cadendo tutta la neve addosso. Finito? Grazie. Buongiorno squadra, oggi entro dal furgoncino perché fuori ci sono -7 gradi. Rifugio Zacchi, un sentiero conteso fra sci alpinisti, slittini, famiglie, trekking, ciaspolate, cani, insomma un casino incredibile. Quindi perché ogni anno io ci ricasco? Oggi ve lo spiego. Come sempre ricordiamoci che per arrivare su ai laghi bisogna pagare un ticket. Noi abbiamo lasciato la macchina 150 metri prima in un comodo parcheggio e adesso stiamo facendo l'inizio del sentiero che porta al primo lago. Via si parte! Il lago inferiore e il lago superiore non ho trovato anima viva, il sentiero non era tracciato, quindi la traccia l'ho fatta praticamente io questa mattina e adesso siamo nel parcheggio da dove parte il sentiero per il rifugio Zacchi. Non sarà la stessa magia, o almeno la magia la divideremo in tanti, ma non fa niente, è bello lo stesso. Via si parte! Questo qua è l'attacco per il sentiero, mentre questa qua è la strada normale. Noi cosa faremo oggi? Faremo la strada normale in salita e il sentiero in discesa. Allora, raggiunto il rifugio Zacchi dopo una camminata infinita. Adesso andiamo a averci una bella birra. Allora, lasciamo il rifugio Zacchi e ci siamo trovati molto bene, ritorneremo per mangiare e adesso scendiamo lungo il sentiero Cai e sotto questa copiosa nevicata che rende il tutto veramente magico. Allora, devo dire la verità, mi pento un po' di aver fatto la strada bianca perché il sentiero è battuto benissimo. La strada bianca è stata una camminata molto lunga e molto noiosa e è vero che tutti consigliano di fare prima la strada bianca e poi scendere lungo il sentiero. Sì, cioè assolutamente sì, però qua è veramente figo, cioè tanti hanno optato sentiero andata, sentiero ritorno, quindi valutate voi, però con il senno di poi magari la strada bianca io non la faccio.
Bene squadra, con questo il video termina, noi vi ringraziamo di essere arrivati fino a qui, adesso vi mandiamo alla cartina tabacco dove vi mostriamo il giro d'anello che abbiamo fatto. Noi ci vediamo alla prossima, zaino in spalla e ciao a tutti.